Stiamo aggiungendo una quindicina di corse tra i privati e altri mezzi dell'azienda Bus Italia. 15 corse in più messe in campo per permettere di rispettare i protocolli sanitari. Ad un mese dall'avvio della scuola, un incontro tra il presidente della provincia Bui, l'assessore comunale alla mobilità Andrea Aragona, i vertici dell'ufficio scolastico provinciale e l'azienda Bus Italia Veneto. In campo dunque nuove risorse soprattutto per quanto riguarda il trasporto extraurbano. Sono già stati aggiunti nei giorni scorsi, altri verranno aggiunti nelle prossime ore, soprattutto nelle linee extraurbane. Mi riferisco per esempio alla linea Cittadella, nel campo San Pierese, in tutte le realtà extraurbane che oggi hanno necessità. Da parte dei dirigenti scolastici non sono arrivate segnalazioni di criticità all'interno degli istituti. Le precauzioni e i protocolli messi in atto hanno permesso di contenere i contagi all'interno delle scuole. All'interno delle strutture è pari allo 0, pochi decimali. L'abbiamo sentito dallo stesso provveditore stamattina in conference. E il problema del contagio è fuori dalle scuole e non è neanche nei bus, è proprio nella vita quotidiana. Oggi se dobbiamo dare un messaggio è quello nei luoghi di aggregazione, in tutti i luoghi di aggregazione, usare le precauzioni.